Il lavoro più gravoso è stato quello di evacuare tutte le famiglie, insomma 24 appartamenti con persone anche anziane, con persone con problemi di ambulazione, insomma abbiamo dovuto operare con 2 autoscale per recuperare alcuni dalle finestre, comunque diciamo che è andata bene, nessuno si è fatto male e siamo riusciti a portare tutti in salvo. Ecco. Un particolare ringraziamento, devo dirlo, va ai residenti che si sono comportati in modo esemplare, con compostezza, con responsabilità e sono stati estremamente collaborativi, non hanno dato nessun segno di cedimento o di reazione ostile rispetto a una situazione veramente difficile in condizioni climatiche anche avverse. Nessun pericolo per l'incolumità delle persone e soprattutto nessun ferito. E questa la notizia più bella dopo una notte da incubo per Cervignano, già ieri colpita da un altro grande incendio che aveva avvolto tra le fiamme un cantiere navale nella zona industriale. Momenti drammatici quindi per la comunità e il sindaco Balducci. Grazie alla Protezione Civile abbiamo contattato un albergo della zona che ospiterà nell'immediatezza 15-16 nuclei familiari. Sì, assolutamente un disastro, la situazione è molto più grave di quello che avessi potuto intuire dalle comunicazioni ricevute. Gli impianti sembrano completamente consumati, si sono addirittura storte le tubazioni del rame, degli impianti del gas, gli impianti elettrici sono completamente sciolti. Si vedono i ferri dei solai, quindi chiaramente dovremo fare anche una perizia statica per valutare lo stato dell'immobile nel suo complesso. E ci sono 24 famiglie che in questo momento di fatto per diversi mesi probabilmente saranno senza casa. Complessivamente sì, sono 63 persone in questi 24 nuclei familiari. Lunedì vedremo se abbiamo in qualche modo per almeno qualcuno trovare un altro alloggio. Chiaramente i nostri alloggi però non sono arredati, quindi ci vuole il tempo che poi loro si acquistino gli immobili, si attivino le utenze, quindi comunque anche nella migliore delle ipotesi qualche settimana ci andrà.